la mostra di quadri di Bruna Salati, che sia accanto a me. So io. Allora, i quadri di Bruna hanno secondo me una caratteristica, la eterogeneità, nel senso che le tecniche che lei usa sono diversificate, poi ne parlerà, i colori sono più svariati, si parte da un cromatismo veramente eccelso a invece il bianco e nero, la china, eccetera. E soprattutto i soggetti sono la natura, quindi con tutte le sue eccezioni, la natura morta, la frutta e soprattutto i volti. E l'altra caratteristica è il tempo, nel senso che lei non si ferma a dipingere soltanto l'attualità, quindi il moderno, ma richiama anche soggetti datati, antichi. Bruno, no, puoi mettere qua, altrimenti non ti preoccupare, intanto poi si devono vedere anche e quindi la prima cosa che volevo chiedere a Bruna è come le è venuta la, tra virgolette, voglia di dipingere e se anche per lei dipingere è mettere sulla tela le sue emozioni, che sta guidando. Guarda, la storia è questa, l'origine. Io stavo giù in Cilento, avevo 8 anni e mezzo e facevo le elementari, la terza, e a un certo punto è stato fatto un dettato, dice la povertà, e il dettato l'ha diviso per grano. Allora dopo questo dettato ho detto adesso disegnate ciò che il dettato avete scritto, e quindi ho disegnato e poi il maestro di Gioi ha voluto vedere i disegni, ha visto il mio, mi ha guardato, è rimasto colpito. Io l'ultimo dito, che è successo? L'ho fatto, dice ma guardavo, mi ha fatto un capolavoro. Allora il bambino ha detto che capolavoro, è povera lei, c'ha solo 6 colori, che capolavoro. No, ha fatto che l'ha esposto in tutta perché a prescindere da alcuni ritratti tuoi che possono essere visti il primo volto a sinistra sei tu. sì, ecco, è nato il tratto nel 90, ho fatto quell'autoritratto di me quando ero bambina a 7 anni, adesso ecco, e poi hai iniziato invece a fare degli autoritratti nelle ispirazioni le più disparate. Ma anche scusa Bruna, perché volevo che mi raccontassi questo episodio. Mi hai raccontato di un episodio di una persona che nel 78, se non mi sbaglio, quindi nel periodo della rivoluzione, tutto, hai diciamo, incontrato sull'autobus, cioè hai parlato, lo stesso ti ha emozionato e quindi hai fatto un ritratto che è il suo. Ecco, per parlarci un attimo, prego. Dunque si era in protesta per i diritti del lavoratore, col tempo il PC, e stavo sull'auto e poi quando era fatta la protesta c'era lui, quel ragazzo che vedete vicino a quella ragazza nuda, a quel ragazzo dove c'è il resto, guarda, poi il lavoratrice sì, Mauro, sì, quello sì, è lui, e c'aveva la banda e tutto per quanto riguarda i diritti del lavoratore e per ciò che rende la lotta dei giovani comunisti.